Test eccellente delle parti civili ieri nel processo dinanzi al giudice del Tribunale Giuseppe Miceli per la morte il 30 dicembre 2013 dell'agrigentina di 24 anni Chiara Lamendola. La giovane è deceduta in via Cavalleri Magazzeni in un incidente stradale, secondo gli inquirenti causato da una buca sull'asfalto non segnalata. A deporre è stato infatti l'ex sindaco Marco Zambuto. Sono imputati per omicidio colposo l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e il funzionario Gaspare Triassi. Secondo gli inquirenti non avrebbero fatto quanto di loro competenza per eliminare la buca nella quale sarebbe finita la ruota dello scooter guidato da Chiara, innescando la tragedia. All'udienza era presente come sempre uno dei due fratelli di Chiara Lamendola, Ignazio, che è stato il protagonista dei primi minuti dell'udienza. L'avvocato Giuseppe Scozzari, legale di Triassi, ha comunicato al tribunale come il suo assistito abbia ricevuto SMS con insulti e minacce lo scorso 26 maggio dal telefono di Lamendola. Il tribunale, dopo le scuse portate dall'avvocato Pennica, ha deciso di acquisire e trasmettere tutto in procura. Prima di Zambuto ha deposto Felice Criscenzo, ex titolare di un'impresa specializzata nell'asfaltare strade, che si aggiudicò l'appalto da 4 milioni per rifare chilometri di strade cittadine tra il 2013 e il 2014. L'imprenditore ha detto di avere lavorato seguendo le indicazioni del direttore dei lavori Maurizio Simone, senza cronoprogramma, ma con un programma a voce. Ci diceva lui dove asfaltare. Quindi Zambuto. Io non ho mai erogato assegni alla Mendola, né per interposta persona. Delle spese della campagna elettorale per le europee 2014 si è occupato il mio staff. L'avvocato Pennica ha chiesto poi a Zambuto dell'assegno erogato senza alcun contratto di collaborazione alla moglie di Ignazio Lamendola. Il mandatario è stato l'avvocato Giuseppe Lauricella, ha detto Zambuto. Alla domanda se ci sia stata sua disponibilità a dare una mano ai Lamendola, Zambuto ha detto sì. C'era disponibilità a far assumere il fratello della ragazza deceduta al supermercato Conad del centro commerciale, essendo una famiglia in difficoltà economiche dopo la morte di Chiara. Per quanto riguarda il capitolo strade, siamo riusciti a recuperare il finanziamento destinato al raddoppio della via Empedocle, destinando i fondi a rifare le strade che non si rifacevano dalla visita di Giovanni Paolo II. Il comune dava gli atti di indirizzo, poi ci pensavano gli uffici. Mi risulta che quella buca non sia mai stata segnalata. La prossima udienza è fissata adesso il 17 ottobre.